come in primavera, quando il sole comincia a essere caldo, abbiamo bisogno di sentirci vivi e troviamo nuove fonti di energia. Così la vita si manifesta in ogni cosa e in ogni persona, ed è questo lo spirito che anima la città di San Martino di Lupari, in fiore e in sicurezza. Benvenuti a un nuovo viaggio di itinerari turistici. Di San Martino di Lupari, assieme all'amministrazione comunale, che organizza ogni anno e da ben 27 anni San Martino in fiore e da ben 2 anni in sicurezza, e ne parliamo con Mirella Garbossa. Una meraviglia San Martino in fiore, coloratissima, piena di vita, di gente, la primavera, sì, che ci fa rinascere. Hai proprio detto giusto, è proprio una rinascita. San Martino in fiore è nata ben 27 anni fa. Cosa troviamo qui a San Martino in fiore? Allora, trovate, diciamo, tanti fiori, piante, trovate banchi gastronomici, food, frittelle, che ne so, un po' tutto della casa. Diciamo che voi ricevete il vostro turista in maniera completa, ma da 2 anni a questa parte una grande novità che sta avendo un grande successo. Proprio, hai detto giusto, è San Martino in fiore aggiunto in sicurezza. È un evento voluto dall'amministrazione comunale. Tante cose belle fino ad arrivare alla piazza centrale, dove ci sono le manifestazioni di tutte le forze dell'ordine. Sì. Naturalmente ognuna di queste istituzioni ha il proprio stand e le proprie manifestazioni. Sì. Oltre che essere belli da vedere, sono anche un esempio per i giovani, per anche le nuove generazioni. Sono le 10:30 del mattino e qui a San Martino abbiamo la manifestazione principe della giornata. L'amministrazione ha fatto installare un'impalcatura, pensate, alta ben 12 metri. Di cosa si tratta? Allora, noi collaboriamo con la Protezione Civile in questo campo proprio per immobilizzare una persona che era caduta, prendiamo in cura la persona e per trasportarla al più vicino pronto soccorso. Questo tipo di manovra consente al ferito di essere portato in quota, quindi ai sanitari, in maniera sicura. Ben 50 elementi sono presenti qua questa mattina. Sì, questa mattina, oltre al gruppo comunale di protezione civile di San Martino di Lupari, abbiamo anche la possibilità di avere assieme a noi tutti i gruppi di distretto Alta Padovana, del nucleo provinciale di Padova e del gruppo Speleo di Albignasego. E invece per la Croce Rossa 40 sono gli elementi presenti qui questa mattina. Oggi siamo in 40, noi siamo del Comitato di Padova con sede a Cittadella. Le nostre attività di oggi sono quelle dimostrative, quindi faremo vedere il BLS, manovre di disostruzione, abbiamo la misurazione della pressione gratuita per le persone e in più ci sono anche i giovani con delle attività per i bambini e anche il trucca bimbi per tutti i bambini che vogliono, e non solo bambini, che vogliono truccarsi. Si pensa che la Guardia di Finanza abbia solo il controllo amministrativo del paese, e invece no, non è così. Fanno anche molte altre cose. Buongiorno maresciallo. Buongiorno a lei. Intanto vediamo subito che voi quest'anno festeggiate un anniversario importante. Allora sì, quest'anno ricorre il 250° anno di fondazione della Guardia di Finanza, quindi per noi è un grande traguardo. Infatti la gente pensa che noi ci occupiamo soltanto di materia fiscale, diciamo di controlli e verifiche fiscali, però in realtà noi ci occupiamo ad esempio del contrabbando di sigarette, del traffico di droga, della lotta alla criminalità organizzata e molti altri settori che appunto fanno
nella Guardia di Finanza un corpo che è a 360 gradi proprio sul territorio e è molto vicino al cittadino e alla popolazione. E quello che serve per essere un buon finanziere è senz'altro la voglia di aiutare le persone, la voglia di aiutare il prossimo. Questa è una dote imprescindibile che deve avere il finanziere perfetto. E parlando di giovani, qui abbiamo un giovane maresciallo, sì, della Guardia di Finanza, ma che è stato anche un atleta premiato. Sì, la Guardia di Finanza, come tutte le altre forze armate e le forze di polizia, garantisce agli atleti di livello nazionale, insomma, un sostegno e anche un futuro. Insomma, io ho smesso di essere atleta qualche anno fa e ho avuto la possibilità di continuare all'interno della Guardia di Finanza. Atleta premiato, decorato, in cosa? Sì, sono stato campione italiano, ho partecipato a diverse manifestazioni internazionali, tra cui le Olimpiadi. Campione italiano di cosa? Di nuoto. Ispettore Bordin, Sì. buongiorno. Buongiorno. Voi siete qua con delle macchine molto belle della Polizia di Stato che poi faremo vedere ai nostri telespettatori a casa, ma vogliamo prima capire che cosa fa la Polizia di Stato, questo corpo importante. Beh, in questo caso siamo qui per rappresentare con un'unità cinofila e dopodiché abbiamo una rappresentativa un po' così di varie annate di macchine storiche, tra cui una Giulietta del 1961. Abbiamo Molto bella. 2 Alfa 75, una coi colori di polizia, una coi colori di serie, e poi abbiamo una macchina qui, una 156, che ha fatto una scorta presidenziale negli anni, stiamo parlando di una macchina degli anni 90. La Polizia di Stato interviene in situazioni ovviamente di controllo del territorio per quanto riguarda le città. Noi siamo della Questura di Padova e la nostra attività riguarda proprio servizi di volante piuttosto che servizi di polizia scientifica, polizia giudiziaria. Abbiamo diverse attività. Andrea e Sofia sono istruttori di Scent Game, ma che disciplina è? Lo Scent Game è una disciplina che si basa sul fiuto del cane, quindi va a simulare un po' la ricerca di sostanze. Noi usiamo per esempio il finocchio, l'anice stellato, il garofano, e vengono praticamente messi degli ovetti con la sostanza all'interno vicino agli oggetti e poi al cane verrà insegnato a cercare l'oggetto. In quanto tempo impara un cane? Dipende dai cani, ovviamente, dal loro carattere, dalla predisposizione, però utilizzando l'olfatto ovviamente tutti i cani sono portati. Qualche lezione i cani cominciano già ad inviarsi. È uno sport che è stato inventato dal dottor Aldo Violet e che portiamo avanti ancora insieme a lui. Abbiamo un istruttore di polizia locale. Cosa vuol dire essere un istruttore? Cosa si insegna e a chi? L'istruttore di polizia locale è un ufficiale di polizia giudiziaria, coordina e coopera assieme alle altre forze di polizia. Quanto importante è la sicurezza stradale per tutti? Naturalmente la sicurezza stradale è perseguita, dal codice della strada, è un principio cardine del codice della strada ed è volto alla tutela di tutti gli utenti. Si può dire che la vostra è quasi una missione? Direi che è una missione, sì, sia per noi come polizia locale, anche per tutte le altre forze dell'ordine. È una missione per i cittadini. Mancare nella città di San Martino di Luperi il gruppo Alpini. Il gruppo Alpini che ha preparato cosa? Le frittelle di Acacia. In quanti siete presenti qui oggi? Qua saremo una ventina. Il gruppo però è formato da 63 iscritti. 63 iscritti qui a San Martino di Luperi. E cosa fa il gruppo Alpini qui a San Martino di Luperi? Un sacco di cose, come dappertutto del resto. Qua svolge attività di aiuto al comune, facciamo assistenza quando c'è bisogno di qualche attività, di qualche manifestazione, ci siamo. Gli alpini non mancano mai. Mai. Il cappello degli alpini. Io vedo che lei ne ha uno particolare. Ogni nappina rappresenta un reggimento o
un gruppo di alpini. Sul cappello, sì, c'è anche un canto che fa così, vero? Ebbene sì, è un canto che rappresenta proprio il nostro orgoglio di essere alpini e come portiamo la penna per distinguerci, la cantiamo insieme con orgoglio e con estremo onore di portare questo cappello. Cappello sul cappello che noi portiamo, c'è una lunga penna nera. Nel 1814 nasce il Corpo dei Carabinieri. Chi è il carabiniere? Il carabiniere è chi vuole dedicare la propria vita al cittadino, a tutte le problematiche che ogni cittadino giornalmente viene a rappresentarci nelle nostre caserme. La felicità anche nostra interna è quando riusciamo a ricevere una persona con problemi, viene magari piangendo in caserma e va via rincuorato col sorriso, quindi gente che entra piangendo e va via sorridendo. È una vocazione che nasce o che si può anche far nascere ai nostri giovani? Si può anche far nascere, con l'esempio sicuramente. E questa diciamo che è una delle giornate dove i giovani si avvicinano tanto a noi. Carabinieri in congedo e simpatizzanti possono far parte dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Sì, ma cosa fa questa associazione? Facciamo principalmente attività di protezione civile, specializzandoci in tante attività. Abbiamo nuclei che fanno soccorso sanitario, abbiamo nuclei che fanno cinofilia, che supportano le autorità locali nella ricerca delle persone scomparse. Abbiamo anche le specializzazioni di SAFT, abbiamo anche un gruppo radio per garantire le comunicazioni in emergenza e quant'altro. Negli ultimi anni, noi dal 2006 che siamo istituiti, abbiamo fatto un intervento sia all'Aquila, a Reggio Emilia, nelle Marche, come supporto alla popolazione, e siamo presenti anche alla Giornata degli Alpini quest'anno a Vicenza come supporto radio e sicurezza in stazione. Vigili del fuoco, sì, ma non solo per il fuoco, per tantissime altre cose. Cosa fa un vigile? Beh, un vigile del fuoco inizia da un piccolo intervento, quello può essere un salvataggio animale, un'apertura porta, all'incendio comunque, alle alluvioni, ai terremoti e anche, ahimè, a volte dagli incendi stradali, ai recuperi dei fiumi. Qualche volta, fortunatamente, anche diciamo così, un allarme poi rientrato subito di fughe radioattive. Ma quando prendete una telefonata, in quanto tempo voi siete pronti? Dipende dal tipo di emergenza, ovviamente. Meno di un minuto siamo già pronti per partire. Altri tipi di intervento dove abbiamo bisogno di attrezzature particolari ci impieghiamo qualche minuto in più. Ma voi l'avete mai visto un APS? Io no, me lo fai vedere? Certo. Andiamo allora. Salutiamo San Martino di Lupari, la sua festa, la sua positività. Sì, perché dopo ogni inverno arriva sempre una primavera. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Io naturalmente vi do appuntamento la prossima settimana con il nuovo viaggio di itinerari turistici. Buona serata.